forse alla fine non sarà male. Chi attraversa per la prima volta la porzione centrale di Piazzetta Battuti, riaperta per Natale, una chance a quest'opera pubblica la dà. Non è male, bella. Questa prima apertura le sembra soddisfacente? Beh sì, non ho ancora capito bene, però insomma in linea di massima sì. Positiva, mi sembra, cioè quando sarà finita forse sarà uno spazio recuperato al passante. Bella e pratica la pavimentazione, ma i lavori ancora in corso fanno prevalere i mugugni. Per un momento sì, è un po' un disagio. Io lavoro qui vicino, passo tutti i giorni, quindi si arriva e non si sa se si passa o meno. Cantiere, quello che si prevede termini a febbraio, troppo lungo. D'altro canto anche Cassugana ha più volte fatto mea culpa. Sull'afflusso di passanti i commercianti non si sbilanciano. I conti con la realtà si faranno dopo le feste, dicono, al rientro al lavoro e a scuola. Occhi critici, come sempre, non ne mancano. Ma io stavo soltanto facendo una verifica tecnica per vedere dove va a finire l'acqua e in quella casa lì, numero 12, e in quest'altra casa qui che è ancora più bassa. E cosa ne pensa? Non posso dire nulla perché ancora non è finita, per cui non posso dare un giudizio. Penso che non occorreva farla perché la piazza di per sé, i palazzi intorno non sono particolari e hanno speso tanti di quei soldi, non solo, hanno chiuso il traffico che adesso tutto si riversa in Viale dei Mille, che è l'aria irrespirabile, non si riesce neanche a attraversare la strada e non vedo più come possano rimediare.